aver trovato questo Road Dreams, che era un cavallo che pagava tanto e che vi dicevo appunto che aveva corso benissimo la volta precedente e non bene all'ultima, ma i puledri si sa che possono fare Giuliano, di questi, come dire, di questi... Dimmi. I cavalli mi sembra che stiano partendo. Io vado. Eh sì, ti ascoltiamo. Grazie a Giuliano Comici, che continueremo ad ascoltare. La chiusura delle ali con lotta per il comando, è partito un po' piano Pettirosso Jet ed è Pinkerton che ha respinto Praline Spin, il lancio in 14-1 e poi Pinkerton galoppa Praline nel tentativo di accodarsi, rimane invece secondo il numero 2 di Power, mentre Pettirosso è partito il giusto e l'hanno scavalcato in parecchi. Vediamo come viene. Di fuori c'è Prince dei Veltri che aveva sgambato parecchio bene, ma Pinkerton per il momento non lesina l'andatura. 28,9 di quarto e continua in piena spinta anche in vista dei 600. Soltanto ora c'è il vero rallentamento. Pleiad è andata nella scia di Prince dei Veltri, 45,5 di frazione. In fondo al gruppo c'è Rimessa, ma lontana, anzi sbaglia ancora, il cavallo di Lorenzo Baldi, e quindi noi andiamo a seguire Pinkerton in vantaggio, con Power di rincalzo a fare pariglia con Prince dei Veltri e poi Pleiade che si industra in terza ruota addirittura al chilometro, lasciando all'interno Please Mr. Postman, però c'è 15,5 di chilometro. Cala Power, viene di fuori Pleiade all'inseguimento di Pinkerton, i due si distaccano, Prince dei Veltri un po' in difficoltà, di fuori ancora Pettirosso Jet che va alla rincorsa dei primi due che se la sono dati a gambe. 38 il quarto, Pinkerton ancora in vantaggio, Pleiad nella sua scia con Farolfi che fila pistone, intanto veniva via anche Parodia Ovi ma finisce a tabellone e sono in tre a giocarsi la vittoria, a posto che Pettirosso faccia un numero per andare a prendere i primi. Sbaglia Pleiad, in vantaggio Pinkerton che si allunga nettamente nel tratto conclusivo, Pettirosso all'inseguimento, Giuseppe Pistone da catch viene a vincere chiaramente davanti a Pettirosso Jet, poi ancora Please Mr. Postman che lontano ma in piena spinta fa il terzo posto. 16 forse scarsi, la misura diventa 15,6 immediatamente con 32 a chiudere, la misura di Pinkerton con Giuseppe Pistone che ha improvvisato per il team di Gianni Magonara, i colori della scuderia Santiam, allenatore Enrico Montagna.